Abbandonano sulla Romea 3 quintali di rifiuti, multati 2 ristoratori trevigiani, incastrati da alcuni scontrini. Gesto sconsiderato, non è il nostro modo di lavorare, attaccano i vertici della categoria. 40enne hacker il profilo di Google Maps della polizia locale di Treviso, che pochi giorni prima gli aveva comminato una multa, ma viene scoperto quasi subito e denunciato. Tornate a casa dopo una lunga convalescenza, le 2 anziane sorelle picchiate selvaggiamente 1 anno e mezzo fa nella loro abitazione a Treviso. Si vive nella paura, dicono, i banditi non sono mai stati presi. Mamma e papà in coda dall'alba per iscrivere i figli all'asilo parrocchiale. Accade a Paese, tra rabbia e rassegnazione prevale la solidarietà tra genitori. Il nigeriano senza biglietto che fece condannare il capotreno trevigiano nel Bellunese è stato a sua volta condannato per essersi rifiutato di mostrare i documenti. Per lui 15 giorni, 5 in meno del controllore. È tornato a casa il gruppo di alpini, partito un mese fa per rivivere il tragico percorso delle penne nere nella ritirata del Don durante la Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio di emozione e ricordo. Da Marco Paolini a Gilles Villepré, Treviso premia con il Totile la cittadinanza onoraria, simboli della sua stessa identità, cultura, passione civile, solidarietà e sport. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre con la vicenda di 2 ristoratori trevigiani individuati dai carabinieri di Chioggia perché avevano abbandonato lungo la Romea, quindi molto distante dalla loro provincia, ben 3 quintali di rifiuti lungo la strada, incastrati da alcuni scontrini trovati all'interno dei sacchi, e c'è anche la rabbia ovviamente della categoria. È stato semplice per i carabinieri di Chioggia, insieme agli ispettori ambientali di Veritas, risalire ai responsabili dell'abbandono di diversi sacchetti di rifiuti lungo la Romea. Analizzando infatti il contenuto è stato possibile individuare i 2 titolari di un ristorante della marca trevigiana denunciati ora per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. I primi accertamenti eseguiti sui quasi 3 quintali di immondizie rinvenuti lungo il ponte translagunare di Chioggia avevano permesso di accertare che i sacchi appartenessero ad un'attività di ristorazione, vista la presenza all'interno di imballaggi di prodotti alimentari, bottiglie di plastica, lattine, cartoni svariati e avanzi di cibo. Ulteriori controlli hanno portato al recupero di numerosi bigliettini di comande simili tra loro, di scontrini fiscali e di riepilogo delle transazioni POS, quest'ultimi con l'intestazione del pubblico esercizio in questione. Anche le etichette ancora applicate agli imballaggi degli alimenti rinvenuti recavano come destinatario lo stesso ristorante. Mettendo insieme i vari elementi è stato possibile risalire ai 2 ristoratori ai quali verrà addebitato il costo dello smaltimento. Inoltre i carabinieri hanno inflitto ai responsabili 3 sanzioni amministrative per l'ammontare complessivo di 300 euro per le violazioni al regolamento comunale del servizio di igiene ambientale di Chioggia. Una vicenda dalla quale la FIPE di Treviso, l'associazione che riunisce i pubblici esercizi, prende le distanze, considerandolo un caso isolato. Da questi comportamenti noi ci dissociamo, nel senso che non sono diciamo assolutamente in linea con la nostra etica e modo di lavorare. Ogni atto che lede in generale l'ambiente, che non rispetta le buone regole, come dire, del vivere civile e soprattutto dell'etica d'impresa in questo caso, dal mio punto di vista va condannato. Vanno prese secondo me le distanze da questo atteggiamento, che non è sicuramente un atteggiamento consono alla categoria. Condanna, anche se non rinuncia alla sua ironia consueta, da parte di uno dei più noti ristoratori trevigiani, Arturo Filippini del ristorante Tulà di Treviso. Sentiamo cosa ci ha detto. Mi pare strano che uno vada a portare da Treviso le scoasse sulla Romea, che c'è tante strade prima. Arturo Filippini, storico ristoratore trevigiano, ci scherza su. Con ironia commenta la vicenda dei 2 colleghi denunciati per aver abbandonato un grosso quantitativo di rifiuti lungo la Romea. Poi però puntualizza quanto sia importante il rispetto delle regole. Ci sono delle regole, ci sono delle cose che bisogna adeguarsi all'insieme delle cose. Una vicenda che rischia di gettare un'ombra sull'intera categoria dei ristoratori. Sicuramente non bella, speriamo che gli sia dentro qualche bottiglia di prosecco intera, così brinderanno a ristoratori che hanno portato le scoasse sulla Romea. Allora la storia di una vendetta che però è finita male, aveva hackerato il profilo di Google Maps della polizia locale di Treviso perché qualche giorno prima gli agenti lo avevano
multato, ma è stato scoperto e subito denunciato. Quella multa per violazione della ZTL proprio non gli era andata giù, al punto da arrivare ad inviare al comando della Polizia Locale di Treviso una mail di contestazione piena però di insulti e persino di minacce di morte nei confronti degli agenti e delle loro famiglie. La missiva si chiudeva poi con un'esaltazione di stampo fascista. Poche ore dopo accade un altro fatto inquietante. Sulla pagina di Google Maps la denominazione del comando di polizia locale viene modificata da un hacker che vi aggiunge la parola mafioso. A quel punto iniziano le indagini degli agenti di polizia locale, ai quali bastano appena 12 ore per risalire agli autori dei due fatti, entrambi opere della stessa mano, quella di un 40enne pluripregiudicato residente nel Vicentino, già noto per aver utilizzato in un'altra occasione lo stesso comportamento tenuto nei confronti della polizia locale di Treviso. Per l'uomo è scattata la denuncia e adesso l'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile per tutelare la propria immagine. Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio in via San Pelaio, parliamo di Treviso ovviamente, uno scontro frontale che ha portato l'intervento delle forze dell'ordine sul posto, frontale tra due auto, ad avere la peggio una ragazza di 23 anni residente a Ponzano, ricoverata in gravi condizioni al Cafoncello, feriti in maniera meno grave altre due persone sul posto, il SUAM ovviamente e i vigili del fuoco. Questo un aggiornamento di cronaca. Adesso guardate cosa è successo oggi a Paese, dove mamme e papà sono rimasti in coda, in fila dall'alba per iscrivere i loro figli all'asilo parrocchiale. Vin brûlé e panini affettati per alleviare l'attesa. Quest'anno i genitori dei futuri alunni della scuola dell'infanzia San Giuseppe di Paese si sono organizzati. Erano più di una cinquantina i genitori in coda già dalle 6 del mattino per iscrivere il proprio figlio. Non è la prima volta che capita, qualcuno però non se lo aspettava. No, assolutamente no. Proprio no. Da quant'è che è in coda? Dalle 10 circa di stamattina. Sono arrivato alle 8:30 e ho già trovato 15 persone che erano già qui. Il parroco durante la messa domenicale aveva tranquillizzato molti genitori. Non abbiate timore, c'è posto per tutti i bambini, aveva detto. Qui il problema è stato decisamente un altro, sopportare le ore di attesa al freddo, finché alle 16 di oggi pomeriggio ha aperto la porta all'ufficio di iscrizione. Una materna in controtendenza rispetto a tante altre realtà costrette a chiudere per mancanza di iscrizioni. Comunque nel 2018 una cosa così mi sembra ancora l'età della pietra. Diciamo sì, in questi anni magari un po' di telematica può aiutare, però siamo stati anche bravi a organizzarci tra genitori. Nonni e genitori quest'anno si sono organizzati con una lista per ordine di arrivo, tanto per essere chiari ed evitare discussioni. Un'attesa che in molti di loro hanno preso con rassegnazione e un po' di filosofia. Molto importante fare gruppo e riuscire lo stesso a risolvere problemi anche nonostante le difficoltà. Qui ce l'abbiamo fatta lo stesso, siamo felici così. A chiamare le nostre telecamere sono stati voi telespettatori con la segnalazione di quanto stava accadendo a Paese. Allora continuate a farlo con Lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi con la solita modalità in sovraimpressione, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso parliamo del ritorno a casa delle sorelle Ida e Bruna. Lo ricorderete, il caso delle due anziane picchiate selvaggiamente in casa 1 anno e mezzo fa in vicolo San Marco. A Treviso, dopo una lunga convalescenza, sono ritornate a casa. Sentiamo allora cosa ci hanno detto. Ida e Bruna Bruni, le due anziane brutalmente aggredite e picchiate nell'ottobre del 2016 nel loro appartamento a 2 passi dal cavalcavia della stazione di Treviso, sono tornate a casa. I responsabili di quel pestaggio non sono mai stati individuati, malgrado le indagini dei carabinieri e i rilievi degli specialisti del RIS di Parma. Dopo una lunga convalescenza, prima in ospedale, poi in casa di riposo, le due pensionate sono tornate nella loro abitazione, dove è andata a trovarle la volontaria dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi Mirella Tuzzato.
Ida un'idea di chi sia stato ad aggredirle ce l'ha. Sono stati due drogati secondo me. Ha cercato di dimenticare ma ricorda con lucidità quei momenti, la luce che si spegne, l'aggressione davanti alla porta dopo essere scesa a controllare il contatore. Perciò tu eri per terra qua? Qua, con la faccia... Mi si è rotta la mandibola, il braccio e poi mi sono messi sopra. Perciò tu eri distesa qua con la faccia verso il pavimento? Certo. Perciò non potevi né vedere né muoverti? No, e dopo mi sono trascinata e loro mi erano dietro, sono trascinata di là. Hanno voluto tornare nell'appartamento in cui sono state picchiate, ma non è facile dopo quello che hanno vissuto. Hai sempre timore, perché tanto aveva che qualcuno, qualche dottore, ha detto, signora, ma se tornassero un'altra volta a casa sua, ma cosa va a dirmi lei? Speriamo che non ci salti questa idea in testa, non l'ho detto a nessuno. Di certo quel drammatico pomeriggio in cui qualcuno le ha massacrate di botte puntando ai soldi custoditi in casa ha insegnato loro maggiore prudenza. Adesso ho la catenella, se non li vedo in faccia non vengono qua. A proposito di raid in casa, i carabinieri della stazione di Lamon nel Bellunese hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino residente però nel Trevigiano che il 10 gennaio scorso era stato sorpreso da una badante all'interno di una abitazione. Vistosi scoperto, si era dato alla fuga spintolando la donna a terra, fortunatamente senza crearle danni fisici e portando con sé la somma di 600 euro asportata dalla camera da letto. I vari controlli sulle persone straniere in zona Lamon hanno portato i carabinieri a individuare il responsabile. Adesso torniamo a parlare della vicenda che aveva fatto molto discutere, la vicenda del controllore, lo ricordate, trevigiano, residente nel Padovano, che era stato condannato per abuso d'ufficio per aver fatto scendere un passeggero straniero senza biglietto, o meglio con un biglietto irregolare, condannato a 20 giorni. Ebbene, ora quel passeggero nigeriano è stato condannato a sua volta, ma a 15 giorni di reclusione. 15 giorni di reclusione è la condanna inflitta al viaggiatore abusivo Anianius Festus Amechi per non aver fornito le proprie generalità ad un controllore sul treno Belluno-Padova. Il nigeriano fu protagonista di un rocambolesco viaggio che costò una condanna a 20 giorni, 5 in più rispetto a quelli inflitti al nordafricano per il capotreno padovano Andrea Favaretto. Quest'ultimo era a bordo del convoglio partito dalla stazione bellunese di Santa Giustina, dove Amechi era stato fatto scendere dal primo ferroviere perché trovato con un biglietto contraffatto. A bordo del secondo treno Favaretto aveva chiesto al nigeriano il biglietto, ma questo non lo avrebbe esibito. A quel punto il capotreno avrebbe preso le borse del viaggiatore e le avrebbe messe fuori dalla carrozza, gesto che avrebbe fatto scattare la reazione violenta di Amechi, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito Favaretto. Successivamente però gli avrebbe mostrato il ticket di viaggio regolarmente timbrato. Nel frattempo arrivò anche la polizia, ora l'epilogo di tutta la vicenda che risale al 2014 con una condanna per Favaretto che nel frattempo aveva denunciato per lesioni il nigeriano che da tempo ha lasciato l'Italia. Quei 5 giorni in più inflitti rispetto al viaggiatore abusivo suonano come una beffa per il capotreno padovano. Ora le immagini dello schianto avvenuto questa mattina a Preganziol lungo il passante di Mestre in direzione Trieste quando un camionista si è scontrato contro il guardrail, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, forse per un malore o per una distrazione. È avvenuto poco dopo le 7 questo incidente e fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche perché il camionista miracolosamente è rimasto illeso e per lui addirittura non è stato necessario ricorrere ad alcuna cura medica. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso, il SUE 118 e anche la polizia stradale. Fortunatamente anche il traffico ha subito solo lievi rallentamenti. Parliamo adesso dell'autonomia del Veneto perché sono ore cruciali per la trattativa tra governo e regione sull'autonomia. Facciamo il punto della situazione a partire dal fatto che domani verrà valutata la bozza di preintesa che è arrivata da Roma.
Il 22 ottobre il 62,5% dei residenti in Veneto ha votato per avere maggiore autonomia, quindi chiunque deve appunto e vuole prendere i voti dei veneti deve dare risposte, deve dare un impegno rispetto a quanto avvenuto il 22 ottobre. Mi auguro e spero che sia una scelta trasversale di tutti i candidati che sono stati appunto messi nelle liste del Veneto, anche da chi è stato messo da fuori Veneto per prendere voti in Veneto. L'appello del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ai candidati di tutte le forze politiche. Sull'autonomia del Veneto siano presi impegni chiari prima del 4 marzo. Nelle prossime ore si riunirà intanto a Palazzo Balbi la delegazione impegnata nelle trattative romane per analizzare la bozza di preintesa inviata dal governo alla regione. Un documento, sostiene Ciambetti, che andrà modificato in almeno 2 punti fondamentali. Il primo riguarda il criterio inaccettabile della spesa storica per finanziare le nuove competenze. I veneti si aspettano servizi adeguati a un Veneto del terzo millennio, non sicuramente appunto a cose che riguardano magari epoche passate, quindi deve essere chiaro appunto le risorse che vengono legate a certe competenze e deve essere chiaro che deve essere una compartecipazione a un gettito e non i soldi che arrivano di volta in volta decisi dallo Stato. Altro tema critico, quello delle nuove competenze alle regioni. Deve essere chiaro, scandisce il Presidente del Consiglio regionale, che quelle di cui si sta discutendo attualmente sono le prime 5 e non tutte quelle che verranno trasferite. Questo è un inizio, ma deve esserci anche un cronoprogramma per affrontare le altre competenze che mancano rispetto a quelle che abbiamo chiesto. L'appello di Ciambetti dunque ai candidati delle politiche. Come sappiamo, in campo alle politiche c'è anche il Popolo della Famiglia, che oggi ha presentato i suoi candidati trevigiani. Da quando non c'è più la DC nell'agone politico, i cattolici non hanno più avuto una rappresentanza. Di fatto è successo che tutti i cattolici sono stati rappresentati da singoli politici, che però nei singoli partiti sono sempre risultati in minoranza. Riempire un vuoto, quello lasciato dalla DC, per dare una risposta vera agli elettori che si riconoscono in valori e tradizioni cristiane. La missione del Popolo della Famiglia è anche questo nel presentare i candidati trevigiani a Camera e Senato. Un gruppo nutrito, professionisti di spicco come avvocati, ma anche mamme e casalinghe, uniti da una convinzione. Credo nella famiglia naturale, ovviamente composto da uomo e da donna. È giunto il momento solenne, oggi 6 febbraio 2018, che questa Italia sia rovesciata e sia data in mano agli italiani e che l'italiano diventi un popolo sovrano. Sovrano significa comandare questo paese. Un percorso che passa anche attraverso la lotta al gender nelle scuole, lo stop alle unioni civili. No, a questa deriva ultralaicista, a questo pensiero unico che cercano di imporci in tutti i modi con i media e con progetti di legge liberticidi che sacrificano le libertà fondamentali della persona a vantaggio di pretesi nuovi diritti che invece sono i capricci di pochi. E poi un'altra battaglia, il reddito di maternità. Con una consapevolezza, si corre da soli, non c'è margine per trattare su temi che il Popolo della Famiglia ritiene imprescindibili. È impossibile al giorno d'oggi fare diciamo degli accordi con i partiti, qualsiasi essi siano, da Forza Italia, PD e via dicendo, che pensano esclusivamente alle loro poltrone, e questo è dimostrato perché sia da destra che da sinistra hanno fatto solamente degli inciucci proprio per salire al governo. In questi giorni stiamo sentendo ovviamente le varie voci dei candidati, ci sono anche a livello nazionale, ma dall'altra parte poi ci sono gli elettori che sono scontenti, almeno per ora, di una campagna elettorale fatta di tanti attacchi e di tante polemiche. Noi abbiamo sentito il parere dei trevigiani. Cosa ne pensa di questa campagna elettorale? Che nessuno vince. Tanto semplice il discorso, se arriverà il 4 marzo nessuno ci avrà la maggioranza. Caos assoluto. È una vergogna. È un disastro. Guardi, io voto da più di 50 anni, però ritengo che sia una vergogna. È una vergogna perché abbiamo perso i valori della civiltà. Tante promesse, basta. Soltanto quello sanno fare, non hanno alcuna idea. È veramente una cosa triste. Penso che la gente sia proprio sfiduciata e anche delusa di questo modo. I politici di oggi non sono come quelli di una volta, quindi sostanzialmente ignoranti, tutti ignoranti. Non vi è voglia di guardarla, vi è voglia solo di aspettare che arrivi, fare quello che si è già deciso di fare. Schifo. Mettetevi d'accordo, perché noi stiamo proprio a terra come popolo. Temo che comunque non
risponda alle nostre esigenze, in nessun modo, nessuna persona. Per me è sempre peggio, come era prima anche adesso purtroppo. Secondo me non dovrebbero screditarsi l'un l'altro e invece dare delle idee, dei contenuti. Dicono tutti le stesse cose, tutti fanno bene, ma alla fine siamo ridotti così. È una cosa vergognosa. Bisogna solo pensare al bene del paese e basta. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Noi andiamo a Cornuda per parlare del futuro di una importante area del comune. Sentiamo quale. Il comune di Cornuda ha acquistato l'area dell'ex salumificio in via 30 aprile. L'obiettivo è quello di realizzarvi il nuovo polo scolastico dove troveranno posto 500 studenti fra scuole medie ed elementari. L'ex salumificio El Becker giace in uno stato di profondo degrado nel centro di Cornuda. Si tratta di una operazione innovativa perché di solito i comuni non partecipano alle aste, noi lo abbiamo fatto, c'era questo fallimento in corso, siamo intervenuti e con 612.000 euro abbiamo acquisito quest'area molto importante del nostro paese. Un'area che per colpa del suo degrado ha sollevato polemiche e preoccupazioni. Al suo interno si introducono illecitamente delle persone, chi per nascondersi, chi per fare una bravata, come quando due ragazzi erano saliti e poi scesi dal tetto di un magazzino, mettendo in pericolo le loro vite. Spesso vi entravano persone minorenni che facevano attività che andavano perseguite. Con la riqualificazione dell'area per l'amministrazione comunale si otterranno due scopi: recuperare quell'area produttiva dismessa e abbandonata nel cuore del paese e ricostruire delle nuove scuole anziché investire nella sistemazione delle vecchie. L'amministrazione comunale ha comunque fatto tutta una serie di operazioni finanziarie per poter permettere di avere l'apporto necessario per fare già un edificio da sola, ma è chiaro che servono anche degli aiuti, in particolar modo i fondi che vengono stanziati dallo Stato centrale. Quanto costerà il nuovo plesso? L'investimento si aggira attorno ai 6 milioni di euro. Nel progetto verranno edificati due plessi distinti, raccordati tra loro da un blocco centrale dove ricavare uffici di direzione, segreteria, mensa e palestre. Nei 6 milioni serviranno 450.000 euro per sistemare e mettere in sicurezza l'area, 150.000 euro per la demolizione delle scuole esistenti in via dei Colli, il resto servirà per la costruzione delle nuove scuole. Ed ora un emozionante viaggio nella memoria perché è tornato a casa il gruppo di alpini partito un mese fa per rivivere il tragico percorso delle penne nere nella ritirata del Don. Acqua del Don, acqua sacra per noi alpini. Un barattolino con l'acqua del Don, raccolta nel primo giorno di viaggio dei 10 alpini italiani, di cui 4 veneti, che hanno ripercorso le tappe della ritirata di Russia. Un'esperienza emozionante attraverso gli stessi luoghi dove le penne nere per 15 giorni marciarono, aprendosi vie di fuga e combattendo ogni giorno, e dove molti di loro persero la vita giovanissimi. Partiti dalla cittadina di Rossoca a piedi tra paesaggi innevati, gli alpini di oggi hanno in qualche modo rivissuto le emozioni delle penne nere di ieri, 75 anni dopo. Bisognerebbe andare in quei luoghi per vedere, per rendersi conto di persona che inferno deve essere stata la ritirata di Russia. Un viaggio tra i paesini immersi nella steppa russa, dove il tempo sembra essersi fermato a quei giorni del 1942 e le emozioni si fanno intense. Era proprio quello di vedere e di incontrare o di vedere qualcuno di questi nostri soldati che uscivano dai boschi come per chiedere aiuto, per chiedere chi siete, e mi guardavo spesso in giro. Emozioni contrastanti, commozione hanno accompagnato gli alpini anche durante gli incontri con la popolazione. Ed è stato anche questo un momento commovente perché pensavamo di non trovare tutto questo calore. In quei luoghi nel periodo estivo, quando la neve si scioglie, il terreno riporta alla luce i reperti della battaglia, come le 2 piastrine recuperate dagli anziani del posto e consegnate nelle mani degli alpini. Fortunatamente siamo riusciti a riportare a casa 2 piastrine di 2 nostri ragazzi, i 2 alpini,
alla consegna della prima piastrina è stata un'emozione, una commozione grandissima. L'Italia, l'Italia tedesca. Ed ora la cerimonia di consegna ieri sera al Teatro Comunale di Treviso del Totila d'Oro, le cittadinanze onorarie conferite dall'amministrazione ai personaggi simbolo della trevigianità. Credo che questo sia il grande suggello di una città che punta tutta la sua identità su elementi di carattere culturale in tutte le declinazioni. Marco Paolini, Mario Brunello, Andrea Marcon, Tullio Giacomini, Gilles Villepreux. Treviso premia con il Totila e la cittadinanza onoraria simboli della sua stessa identità, cultura, passione civile, solidarietà, rugby. Al Teatro Comunale la storia di chi da Treviso è partito e ha portato la trevigianità nel mondo e ci ritorna con la passione di chi la riconosce come casa ideale. Una cosa che mi fa molto piacere sapere che la città sia al corrente di quanto sto facendo fuori per la musica e sono felice del premio, certo. Mi prendono in giro, ma non è un premio alla carriera, quindi no, è una cosa che mi onora e che mi dà un'occasione in più di essere di nuovo tra i cittadini di questa città dove sono cresciuto. Basta, le emozioni me le tengo dentro. Adesso quando mi chiedono da che parte d'Italia sono, io cerco sempre di cominciare da Venezia, no? Perché lì almeno capiscono subito la zona. Poi quando mi chiedono più particolari dico Treviso. E adesso a ragione mi fermerò su Treviso. Sono contento perché ho sempre avuto un affetto per questa città, per il Veneto e per questa città, perché è legato al mio passato di rugbisti e il fatto che ho conosciuto tanti giocatori di qualità che sono venuti dalla Benetton o prima anche dal Metal Chrome. Chi sta sotto i riflettori, chi invece nel volontariato opera nella discrezione, essendo altrettanto dirompente. Se si riesce a mettere il seme della solidarietà fra la gente, probabilmente si otterrebbe una migliore convivenza generale. Come sempre 20:10 fra pochissimo e continua il nostro viaggio nella politica in vista delle elezioni del 4 marzo. Questa sera con Ferdinando Varino ci sono Massimo Bitonci della Lega Nord e Vanessa Camani del Partito Democratico. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Condizioni di maltempo sulle nostre regioni con piogge diffuse un po' ovunque ma tende comunque a migliorare in nottata. Nel dettaglio sul Veneto condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione con precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità. Migliora comunque entro la nottata. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, minime tra 2 e 5 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo è previsto sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà molto instabile fin dal mattino con molte nubi e piogge diffuse un po' su tutti i settori e anche con possibili deboli nevicate sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 6 gradi, valori minimi tra 3 e 5 gradi circa. Spostiamoci infine a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Precipitazioni a carattere sparso, specie sul Trentino, localmente anche a carattere nevoso dai 700 metri. Migliora col passare delle ore e con fenomeni in cessazione entro la serata. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 6 gradi, minime tra lo 0 e i 2 gradi circa. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo. I venti moderati settentrionali sulle zone costiere, forti al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.